Sono Paolo Sbaniotto, odontotecnico in Bassano del Grappa. Questa mia attività nasce 60 anni fa, acquisita da mio padre. Abbiamo lavorato assieme per tantissimi anni, poi proseguita autonomamente. Il filosofo Tommaso d'Aquino ha definito le mani lo strumento degli strumenti, la mano come terminale di ogni pensiero, e che è il bello dell'artigianato, usare le conoscenze culturali ma tradurle con lo strumento degli strumenti in qualcosa di utilizzabile, di pratico. Il titolo di maestro artigiano è sicuramente un titolo prestigioso, per cui devo dire, esserci arrivato anch'io mi investe di una ulteriore gratificazione ma anche di responsabilità. Personalmente, in prima battuta, lo trovo come un dono. Essere titolare di laboratorio, padre di famiglia, docente e oggi anche maestro artigiano, è una gratificazione ma anche una responsabilità, soprattutto negli anni che stiamo vivendo, nella consapevolezza che dobbiamo noi essere punto di riferimento per i giovani, per cui dare anche un certo esempio. Sarebbe troppo lungo a spiegarsi il motivo perché ho scelto questo anziché un altro, ma fondamentalmente perché ho avuto delle opportunità che mi hanno proprio fatto amare questo lavoro, cosa che continua ad essere così. Il fatto di poter ridare o contribuire al benessere di un paziente in un'area così importante come quella del sorriso.